Favara si appresta a vivere un momento culturale molto importante, la gloria e la prova, ce ne parla il vice sindaco, dottor Antonio Liotta. Sì, è un evento importante quello che avremo sabato perché arriverà a Favara al castello l'attore Totò Cascio, che tutti ricorderanno essere il famoso bambino di Nuovo Cinema Paradiso. Totò Cascio ha scritto un bellissimo libro che presenteremo, ma il libro è anche un pretesto per raccontare la sua storia, perché Totò Cascio in questo momento è diventato anche testimonial di Teleton per la ricerca sulle malattie genetiche, in quanto soffre di una particolare patologia quale la retinite pigmentosa, che in pratica porta alla cecità. E quindi per poter parlare del libro di Nuovo Cinema Paradiso, della nuova rinascita appunto di Totò Cascio, che oggi attraverso la consapevolezza della malattia è diventata un'altra persona e ha tutta una serie di progetti e di programmi. È un evento quindi importante che vedrà protagonisti Gaetana Ronica, Stefano Tesè, Coutreau, che ci intratterranno da un punto di vista musicale, e il coordinamento in questo senso, poiché è partito questo evento da un'idea e da una proposta fatta da Maria Concetta De Marco, sarà proprio lei a dialogare con l'attore, con lo scrittore, e naturalmente io sarò lì per poter coordinare, diciamo, il tutto. Abbiamo anche degli importanti sponsor. Favara sta diventando e continuerà ad essere un punto di riferimento culturale per